Ci sono luoghi in Sicilia immersi e incastonati come gemme preziose in una natura incontaminata e suggestiva, che ci riportano in un tempo lontano fatto di profumi, sapori, sensazioni ed emozioni semplici, ma capaci di resistere all'evoluzione naturale e veloce delle cose perché ben radicati in una tradizione solida e irrinunciabile. Nel cuore più interno dell'area centro-meridionale della Sicilia, tra i Monti Sicani, sorge Santo Stefano Quisquina, paese che deve il suo nome ad uno dei santi cui la cittadina è dedicata, Santo Stefano. Dal greco Stefanos significa corona e in senso lato coronato. E ai Saraceni che chiamarono il bosco che lo sovrasta Coskin, oscuro, perché notarono che la zona era adombrata da boschi e monti. Santo Stefano Quisquina, dunque, paese coronato dai monti. Fondato intorno al 1279, rappresenta il connubio perfetto tra bellezze paesaggistiche e artistico-monumentali, oltre che prelibatezze enogastronomiche. Giungendo in paese e attraversando le principali piazze come quella della Vittoria, dove si erge il monumento ai caduti, e a ridosso della via intitolata a Lorenzo Panepinto, sindacalista ucciso dalla mafia nel maggio del 1911, o quella della Maddalena innanzi la chiesa madre e quella del Carmelo in prossimità di un'antica fontana, sembra quasi come se il tempo si sia fermato. Gli anziani seduti in panchine di legno in via Lorenzo Panepinto, cuore della cittadina, o tra il verde della villa comunale o in piazza Castello, abbellita da una possente fontana, trascorrono i loro pomeriggi tra chiacchiere e giochi a carte. I bambini giocano allegramente anche in modo semplice, riprendendo magari i giochi di un tempo. A fare da cornice a questo quadretto di vita quotidiana il silenzio avvolgente che regna sovrano nell'intera zona, scandito solo dalla scrosciante acqua che fuoriesce costantemente dalle numerose fontanelle sparse un po' ovunque. Santo Stefano Quisquina, tra i luoghi più caratteristici della Sicilia, custode di un'antica civiltà rurale tutta da scoprire. E proprio per valorizzare, far conoscere e promuovere il territorio, l'amministrazione comunale ha assessorato attività produttive con il patrocinio degli assessorati regionali Territorio Ambiente, Risorse Agricole e Alimentari e l'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo e Galplatani Quisquina. Ha promosso la prima fiera di Santo Stefano Quisquina, una manifestazione che riprende l'antica fiera del bestiame e che è riuscita a rinnovarsi senza dimenticare i valori del passato. Santo Stefano è sempre stato conosciuto come un paese ricco di prodotti enogastronomici come il formaggio, la ricotta, il pane. Invece questa è una manifestazione che è un po' una risvolta. Vogliamo far conoscere il territorio non solo per i prodotti enogastronomici, ma anche per i siti monumentali e i siti naturalistici meravigliosi che abbiamo. La prima fiera di Santo Stefano Quisquina vuole essere una vetrina del territorio, quindi una promozione a tutto tondo del territorio, dei suoi prodotti, delle sue bellezze naturali, di quello che il territorio ha da far vedere fuori da Santo Stefano, e vi assicuro che tanto. Lei è responsabile comunale di Confagricoltura e quindi soddisfatto di questa fiera che promuove il territorio attraverso prodotti enogastronomici e non solo? Sì, sono abbastanza soddisfatto perché finalmente con questa fiera cerchiamo di pubblicizzare i nostri prodotti, soprattutto i prodotti
che riguardano il territorio dei Monti Sicani. Diciamo che questa fiera sarà la prima di tante, perché noi teniamo molto affinché questo prodotto sia pubblicizzato. Una 2 giorni intensa che tra sabato 1 ottobre e domenica 2 ha richiamato tanti turisti, oltre che rallegrato i residenti, orgogliosi di far conoscere quanto di meglio il loro territorio può offrire. La gente sembra gradire questi prodotti tipici della vostra terra, a cominciare dal buon formaggio. Sì, è molto apprezzato il formaggio nella nostra zona, l'olio, il formaggio, infatti dalla quantità di persone che ci sono qua si vede che apprezzano tutti. L'olio nostro, qua della nostra montagna, il formaggio anche fatto qua a pecorino, poi c'è formaggio fresco, semifresco, insomma c'è da scegliere. Non soltanto prodotti enogastronomici della vostra terra, ma anche delle belle ceramiche decorate a mano. All'interno della nostra associazione, infatti, ci occupiamo non solo della parte, cioè della promozione del paese, ma anche di eventi culturali, e poi ci dedichiamo alle ceramiche. Muovendoci tra gli stand ci siamo imbattuti in qualcosa di veramente singolare, l'allestimento di antichi mestieri i cui protagonisti sono dei bambini. Sì, infatti abbiamo voluto con la nostra associazione poter ricreare, grazie ai bambini, un piccolo spazio dove ci sono i tanti mestieri che venivano fatti anticamente. Ne ricordiamo qualcuno? Sì, e allora la bambina, come possiamo vedere qua noi adesso, sta facendo l'antico mestiere dove si filava, con il meccanismo con cui si filava la lana. Poi ci sono le bimbe che con la chiamata anticamente scoparina puliscono la strada. Un'altra bimba là in fondo che si sta facendo con il tularo, chiamato così, a mano, sta lavorando. E poi ci sono altri bimbi che con il panarino e altri attrezzi vari del mestiere lavorano. L'associazione che ha organizzato questo allestimento come si chiama? Si chiama Ottobre Stefanese, è un'associazione di promozione del territorio e di varie altre attività che si occupano appunto di promozione del territorio. In questo stand voi offrite ai visitatori, oltre alla ceramica tradizionale, anche la cosiddetta ceramica raku. Perché si chiama così? È un tipo di ceramica diversa perché ha origini giapponese. Si avvale rispetto alla maiolica, che è la ceramica che conosciamo di Sciacca, delle zone limitrofe, di una tecnica particolare che usa il fuoco e il fumo. E infatti il pezzo viene estratto praticamente incandescente dal forno e messo in riduzione in mezzo a materiale infiammabile che penetra nell'oggetto creando questi effetti particolari. Proiettato anche nell'aula consiliare del comune un filmato realizzato da Mauro Zambito dal titolo La perla dei Monti Sicani, per raccontare il meglio che Santo Stefano offre e anche per mostrarlo ai bambini della scuola Francesco Crispi, in modo da conoscere la storia e le origini del loro paese. Il filmato offre una panoramica su Santo Stefano Quisquina partendo dalle sue origini, quindi dai cenni storici, per poi allargarsi ai monumenti del paese, all'eremo di Santa Rosalia, alla Chiesa Madre, che sono i monumenti simbolo di Santo Stefano Quisquina, fino ad arrivare ai suoi prodotti tipici, a quello che state gustando oggi durante la fiera, quindi la ricotta, i formaggi, anche l'artigianato locale, e ripercorre sostanzialmente tutti i passi della nascita di Santo Stefano Quisquina nei secoli, quindi a partire dal 1200 fino ad arrivare ai giorni nostri.
sono mancate poi le visite guidate nei siti naturalistici e monumentali della zona, a cominciare dall'eremo di Santa Rosalia, la santuzza che, così come si narra, dopo essere fuggita da Palermo si rifugiò in un'angusta ed umida grotta in eremitaggio e preghiera, oggi divenuta meta di pellegrini e turisti. Noi abbiamo tantissimi visitatori, quantificabile intorno ai 50.000 all'anno. Considerate che qua il turismo è concentrato soprattutto primavera, estate, autunno, perché d'inverno siamo circondati dalla neve, quindi a volte è difficile anche per noi venire qua. Naturalmente è un turismo prettamente religioso, qua c'è la prima grotta di Santa Rosalia, il santuario, è un turismo legato all'ambiente, siamo in un querceto secolare nella riserva Monte Cammarata, parco dei Monti Sicani, è un turismo in cerca di arte, perché ora vedrete all'interno del santuario ci sono opere d'arte 700, 800, anche contemporanei. È un turismo anche di chi cerca quiete, solitudine, tranquillità. Insomma, voi ne potete essere testimoni in questo momento. E ancora nella parte più alta del paese, nella piccola chiesetta in pietra di San Calogero. Tutto nasce a metà dell'Ottocento, quando un muratore stefanese andò a lavorare per la ristrutturazione del santuario di San Calogero di Sciacca. Avuta la notizia che la figlia stava male ed era in punto di morte, lui, non potendo rientrare ma potendo solo continuare a lavorare e pregare, si rivolse a questo santo nero un po' strano per lui e lo volle mettere alla prova e gli chiese di avere questo miracolo per dimostrare la sua santità. Dopo qualche giorno gli arrivò la notizia che miracolosamente la figlia era guarita. Anche i medici non si spiegavano come fosse guarita così in maniera repentina, veloce, eccetera. E quindi lui, ritornando a Santo Stefano, in questa montagna che domina il paese, ma soprattutto domina tutta la valle del Magazzolo, volle costruì lui stesso una piccola chiesetta in un punto in cui il santo, volendo, affacciandosi, poteva vedere il suo mare, il mare di Agrigento. E poi la chiesa madre. Questa terra di Santo Stefano è stata definita terra di santi, perché abbiamo noi tanti santi, alcuni di questi sono nati e vissuti in questo paese. Rosalia, una fanciulla che è nata a Palermo, però quando ha lasciato la corte di Palermo, dove era destinata a fare da damigella alla regina Margherita, e allora si rifugiò nella grotta della Quisquina. Quelle terre appartenevano al padre e quindi si sentiva proprio agio, perché possibilmente era venuto anche prima di fare quella scelta. Poi nel 1598 è nato in questo paese Giacinto Anzalone, che poi è entrato nell'ordine domenicani dopo la sua ordinazione sacerdotale, che è stata fatta in Spagna, nella città di Salamanca, è partito per le missioni nelle Filippine. Lei è anche rettore del santuario di San Calogero. Sì, San Calogero è uno dei nostri santi onorati e amati non solo dagli stefanesi ma da tanti altri devoti dei paesi vicini. 17 e 18 di giugno si celebra la festa con una partecipazione bellissima di persone che vengono, tanti a piedi, altri con le macchine, per onorare il nostro santo. Quello che stiamo percorrendo è un percorso particolare, c'è della sabbia a terra, poi ai due lati c'è della legna sistemata in maniera tale che anche i non vedenti possano venire qui. Ci dica meglio lei nel dettaglio. Allora, questo è un percorso, intanto bisogna dire che è stato realizzato dall'azienda Foreste Demaniali, ufficio di Agrigento, che è stato fatto a misura anche di disabili e con alcune
particolare attenzione. Per esempio questi tronchetti messi in basso servono appunto per i non vedenti. La sabbia che è stata fatta serve appunto per renderlo in maniera naturale abbastanza liscio, per permettere a carrozzine di percorrere senza grande difficoltà questo percorso. Qui ci siamo imbattuti anche in un antico pagliaru fatto con pietre e paglia, dove anticamente il pastore preparava la ricotta secondo una tradizione e una tecnica che ancora oggi diversi maestri caseari rispettano. La nostra azienda risale ai nonni e quindi poi mio papà, io non ho voluto fare perdere questa tradizione e quindi assieme a mia moglie la stiamo curando. I nostri formaggi è il famoso pecorino siciliano, il canestrato, che parte praticamente da tutte le forme, da forme di 1 chilo fino ad arrivare alle forme di 15 kg, che poi sono quelli che vanno alla stagionatura. Le forme più piccole le utilizziamo principalmente con le essenze, come dicevamo, con seme tipo peperoncino, con pepe, con noce, con pistacchio, con le olive, e quindi si fanno dei formaggi con diversi aromi. Quello che però va più di maggiore è il famoso pecorino DOP. Che cos'è questo formaggio pecorino DOP? È un formaggio di origine protetta. Cioè noi lo trasformiamo come lo trasformavano i nostri nonni. Che significa? Che utilizziamo le vecchie tradizioni, utilizziamo solo caglio, cioè l'interiore degli agnelli, e quindi questo latte appena monto, oppure al massimo il latte di due mungiture, viene portato alla temperatura di intorno ai 35 gradi, senza alcuna pastorizzazione e senza nessun additivo di fermenti, e viene trasformato per fare questo pecorino, che è il pecorino che voi trovate, diciamo, come stagionato nelle forme dai 12 ai 15 kg. L'azienda, tra le più rinomate della zona, comprende anche un'elegante struttura ricettiva e turistica dove è possibile pernottare e gustare succulenti pietanze, per lo più a base di formaggio e ricotta, ma non solo. Questo è il pecorino stagionato, poi abbiamo il primo sale, questo noi lo facciamo col pistacchio, lo facciamo anche con le noci, con il pepe a grani, con il pepe macinato esterno e queste con l'erba cipollina. In questa struttura ricettiva voi ci tenete anche a presentare il piatto in una certa maniera. Sì, esatto. Infatti le ricottine facciamo delle formine molto piccole che noi offriamo al cliente che lo gradisce, l'abbinamento con il miele al mirto e granella di pistacchio. E invece per quanto riguarda quei turisti, quelle persone che vengono qui e magari hanno delle intolleranze alimentari, penso ad esempio alla celiachia, voi riuscite a garantire loro un servizio adeguato? Certamente, dall'antipasto diciamo al dessert. Se lo sappiamo prima ci possiamo organizzare meglio, ma anche improvvisando, perché siamo sempre pronti, possiamo offrire sia nell'antipasto, come per esempio la ricotta e i formaggi. Per esempio questo formaggio è un primo sale che viene cotto a forno, però prima impanato nella frutta secca che i celiaci possono mangiare. Poi anche i nostri carpacci, che vengono sempre fatti senza assolutamente uso di farine e cose del genere, e poi i primi con i sughi e diciamo quanto è necessario perché loro possano, diciamo, mangiarlo. E Santo Stefano Quisquina continua poi a riservarci altre sorprese. Alla prima fiera di Santo Stefano Quisquina, anche Quisquina Channel, che cosa fate in questa postazione in particolare e quando nasce questa vostra associazione? Allora, noi siamo un'associazione che è nata 2 anni fa e siamo nati come inizialmente per divertimento, poi siamo diventati una web tv e facciamo informazione dei vari eventi che accadono qui nei paesi qui intorno. Anche le frequenze di Radio Santo Stefano Quisquina stanno seguendo questa prima fiera di Santo Stefano Quisquina, una bella esperienza. Voi da quanto tempo fate questa attività che poi è anche una passione?
Sì, sicuramente. Noi praticamente la radio è diciamo dal 77 che trasmette, adesso magari con più tecnologia, prima per tutti comunque questo, con delle apparecchiature un po' più così, alla meno peggio. Quante persone collaborano alla radio? Beh, quelle che diciamo siamo circa 8 quelle persone che siamo più attive, poi insomma c'è chi viene, c'è chi va, come si sa, così per passione. Ovviamente la radio richiede tempo e di passione ce ne vuole comunque. E a conclusione della variegata manifestazione anche tanta buona musica con Sal Cacciatore, stefanese d'origine, trombettista e musicista a cui l'amministrazione comunale ha voluto dare un riconoscimento per la sua carriera. Sono molto contento di questo riconoscimento perché appunto è il mio paese, condividere il piacere della musica, il tra virgolette successo con i miei amici e con la gente del mio paese è sicuramente una cosa bellissima. Qual è il tipo di musica che tu fai con la tua band? Prevalentemente jazz, suoniamo un po' di tutto, però prevalentemente la mia musica è proprio il jazz, ce l'ho proprio nel DNA. Santo Stefano Quisquina ci ha dunque regalato il meglio di sé, la sua storia, la sua arte culinaria, i suoi monumenti, le sue tradizioni, ma soprattutto tutto quel calore umano da parte della gente del luogo, un valore in più per una cittadina che merita certamente di essere visitata e apprezzata.